Il sindaco Alessandro Manera, il Paese Noto. Paese Noto è il libro di Andrea Bolzonello che indugia sui nomi particolari, a volte anche molto strani, dei paesi, di paesi italiani, no? non soltanto in Veneto. Tra l'altro con riferimenti, parlavamo del tempo, ci sono paesi che hanno riferimenti diretti al caldo, al calore, no? Sì. Ma questo libro qua in realtà l'ho scritto un bel po' di anni fa, però per attualizzarlo attualmente sto facendo delle serate, dei concerti in cui appunto faccio delle canzoni sulle giornate mondiali. C'è la giornata mondiale sulla meteorologia e una canzone che parla appunto di meteorologia mette assieme alcune parole che sono anche dei paesi italiani, come ha detto lei. Ci sono dei paesi che si chiamano caldo, oppure calore, oppure tempesta, o ancora il più famoso è gela. Perciò facendo un percorso un po' particolare, in questo testo si menzionano questi paesi e viene fuori una canzone, insomma, credo piacevole. Me la trovate su YouTube, alla quale hanno partecipato anche dei meteorologi famosi, tipo Giuliacci, oppure c'è Paolo Corazzon di Terbimeteo, e ho ancora il meteorologo di Radio DJ. Insomma, per chi vuole andare a sentirla la trova su YouTube, si chiama Buongiorno Meteo. Ecco, senta Bolzonello, abbiamo parlato altre volte di musica, adesso si parla di Sanremo e molto spesso ci si sofferma sul fatto che alcune canzoni lanciano dei messaggi, hanno dei testi che parlano di problemi. Anche lei ha fatto dei testi e delle canzoni che riguardano i giovani, no? No, nel senso che io ho quella tematica lì, cioè prendo spunto appunto dalle giornate mondiali, poi all'inizio la prima canzone è stata riguardo del Covid, però essendo un appassionato delle parole, del vocabolario, chiamiamolo così, no? C'è un mondo infinito da studiare, da poter mettere su un testo. Come dicevo l'altra volta, ora i giovani hanno dei testi che sono blocchi studiati sulla violenza, su un certo tipo di comportamento e secondo me non hanno neanche tanta fantasia. Per questo, insomma, non so se proporre ai ragazzi di cercare un metodo diverso per fare canzoni, perché lì c'è proprio un filone che è il trap o il rap. Ma insomma, per chi è amante della musica c'è modo di scrivere bei testi, ecco, se uno è appassionato. Non c'è dubbio.